Bentornati nella mia cucina. Vi voglio rivelare un piccolo segreto per ottenere un'uvetta eccezionale quando si preparano in mustazzoloso. Si può utilizzare anche per altri dolci, non sempre chiaramente. Guardate, trasferite l'uvetta in un contenitore, può essere anche un piatto, e poi ci versate. Questi sono 250 grammi di uvetta, un bicchierino di limoncello, perché è di mia proprietà, ma potrebbe essere anche mandarino, il liquore che preferite, e un pochino, sempre un mezzo bicchierino di sambuca. Girate bene. E nel frattempo voi andate a cercare tutti gli ingredienti e tutte le attrezzature che vi occorrono per preparare il vostro dolce. In questo caso io devo preparare il mustazzoloso, quindi adesso lascerò l'uvetta sul tavolo a riposare e nel mentre preparerò tutti gli altri ingredienti, cercherò tutti gli ingredienti, li sistemerò nei vari contenitori, avvierò l'impasto e poi nel momento in cui dovrò utilizzare l'uvetta, lei sarà super fragrante e vi assicuro che farà la differenza. Non so se avete notato che il cucchiaio che sto utilizzando non è pulitissimo, è sporco di strutto e vi spiego perché. L'ho utilizzato per travasare lo strutto da un barattolo alla planetaria. Questo perché in cucina non bisogna sprecare nulla, perché lavare un mestolo che può essere utilizzato anche per un altro uso. D'altronde tra poco questi ingredienti verranno miscelati tutti insieme. Quando si prepara una sola pietanza, questo non fa la differenza, ma quando si utilizzano tantissimi strumenti, anche il risparmio del lavaggio degli utensili può tornarci utile. Ricordatevi, il risparmio è il primo guadagno. Ciao e a presto!